Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Per Capodanno Totaviaggi vi propone Parigi, 4 giorni e 3 notti in hotel 4 stelle da 390 euro. Berlino, con volo diretto da Venezia da 390 euro. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chions in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del Lavoro a Fossalta di Portogruaro. In questo numero analizzeremo la sconfitta della Salute con la Cenerentola Plavis ed il trionfo del Portogruaro con la capolista Vittorio Veneto. Parleremo anche della vittoria della Fossaltese con il team biancorossi. In prima categoria tonfo del Caorle con la Milanese. Eravamo a Lugnana in occasione del primo successo stagionale dei Granata. Per il calcio femminile il Portogruaro vince con l'Union Gaia. Chiuderemo con gli auguri del consigliere regionale Roberto Mamerti. +7, Mestre vince sul campo della Vigontina e allunga il vantaggio sulla Triestina, fermata sul risultato ad occhiali a Verona con la Virtus. Il 2016 della Serie D si conclude tingendosi sempre più di arancione. Ai mestrini basterà gestire il vantaggio accumulato per garantirsi la Lega Pro direttamente, senza passare per i play-off. Manca un intero girone, ma per quanto visto sinora le premesse affinché questo avvenga ci sono tutte. Tanto gli alabardati che il campo d'Arsego non hanno dato prova di continuità per poter sperare di tenere testa in modo adeguato ad una compagine che anche nei momenti di difficoltà ha sempre dimostrato di saper trovare il colpo risolutore. Dietro, mentre il Tamai annaspa insolitamente in zona play-out, il Cordenons continua a sorprendere. L'11 di mister Massimo Mian sta progressivamente scalando la classifica sino ad arrivare sotto la zona play-off. In coda invece Vinicio Bisioli, dal giorno del suo insediamento sulla panchina del Careni Pievigina, è riuscito a tenere a galla la squadra trevigiana, anche se per poter sperare almeno nei play-out sarà fondamentale un ulteriore cambio di passo. In eccellenza l'Alimentina ormai insidia il primato dell'Union San Giorgio Sedico, che nell'ultima del girone di andata ha diviso la posta in palio con il Nervesa. I liventini appaiono la squadra dal potenziale più elevato per puntare al salto di categoria diretto. Una compagine che dopo un avvio caratterizzato da qualche passo falso adesso ha raggiunto una continuità di rendimento e di risultati impressionante. Nei playoff è entrato anche il San Donà di mister Mauro Tossani, che così ha completato l'inseguimento a quella zona della classifica per la quale era stato costruito durante l'estate, mettendo le basi per un girone di ritorno ancora più carico di soddisfazioni.
Il campionato di promozione invece si è congedato non senza sorprese. Al vertice della classifica sono cadute le prime due della classe, il Vittorio Veneto al Mecchia davanti a un Portoguaro stellare che è ritornato a far sognare i tifosi giocando una partita come da tempo non si vedeva in riva al Lemene, e il Salute sul proprio campo al cospetto della Cenerentola Plavis. I canarini, ai quali va concesso l'attenuante per le tante assenze, hanno con molta probabilità sottovalutato l'avversario, scendendo in campo a cuor leggero e disputando una delle più brutte partite della stagione. È arrivata una sconfitta in questo testacoda con il Plavis, una sconfitta del tutto inattesa, è inutile negarcelo. Io credo che il Plavis non abbia rubato niente per quello che ha fatto vedere oggi in campo, per la volontà, la grinta, la voglia di lottare su ogni pallone. Credo che abbiano meritato di vincere la partita. Avete avuto un approccio forse non adeguato alla partita, eravate un po' contratti, ma insomma che cosa non ha funzionato? Ne parleremo poi con calma nelle prossime settimane. Dispiace sicuramente finire così, perché i ragazzi hanno fatto un percorso importante in questo girone di andata che nessuno si aspettava. Gli avevo chiesto un ultimo sforzo di affrontare come tutte le altre partite anche quest'ultima partita. Così non è stato, il campo ha fatto vedere questo. Sicuramente non siamo stati la squadra delle altre partite, e ne parleremo, ci confronteremo, ne parleremo con calma, cercheremo di capire come mai. Comunque adesso sosta natalizia, si lavora per il girone di ritorno e avanti. Questa sosta ci farà sicuramente bene, ci aiuterà a rifiatare, perché abbiamo sicuramente spinto molto in questo girone di andata e strada facendo abbiamo perso anche dei giocatori che per noi sono molto importanti. Oggi io non sono abituato, non l'ho mai fatto, e credo che non sia neanche giusto farlo oggi, insomma, ricordare tutte le assenze che abbiamo e quelle che ci sono state in corso nell'ultimo momento, Guglielmini, Cima. Però io credo che la squadra anche senza questi giocatori avrebbe potuto fare una prestazione totalmente diversa se avesse affrontato la partita con la solita mentalità e il solito spirito. Sotto l'albero avete trovato questi 3 punti di grande importanza per il vostro campionato. Sì, per il morale senz'altro, perché rimaniamo ultimi, però era già 4-5 partite che la squadra era viva. Abbiamo avuto secondo me anche parecchia sfortuna negli incontri precedenti. Oggi noi abbiamo fatto una buona partita, probabilmente la salute diciamo, non ha giocato la miglior partita del suo campionato, e secondo me meritatamente abbiamo vinto. Sono 3 punti, come ho detto, utili per il morale, che vi fanno andare a questa sosta di Natale con quale spirito? Guarda, lo spirito è quello di una squadra umile, di una società umile che con le risorse che ha cerca di far fronte a un campionato importante come è quest'anno la promozione. Io per primo, ma i ragazzi certamente non molleremo mai, insomma. Ecco, questa è la nostra storia, insomma. Dicevamo della grande impresa del Portoguaro, che tra le mura amiche ha travolto la capolista Vittorio Veneto dopo aver subito l'iniziale vantaggio trevigiano. I Granata con mister Maggio in panchina hanno inanellato ben 7 punti in 3 partite, ma soprattutto hanno mostrato un crescendo in fatto di gioco e di mentalità offensiva che alimenta tante speranze di giocarsi il salto di categoria sino alla fine, sebbene al momento la parola d'ordine sia solo lavorare. Sì, siamo contenti, i ragazzi sono contenti, tutto lo staff, la società se lo meritavano, più loro di me. Abbiamo fatto una grande partita, anche di sacrificio in alcuni momenti, però non abbiamo mai perso la lucidità. Dopo un bellissimo primo tempo combattuto da entrambe le parti, se guardiamo le occasioni più nitide comunque ne abbiamo avute credo più noi. Contro una bellissima squadra che ci ha messo in difficoltà, però oggi è una vittoria che serviva per lavorare e ancora lavorare con un attimino di serenità in più. Diciamo che c'è stata una grande reazione dopo il gol iniziale subito. Sì, questo fa ancora più piacere, perché vuol dire che stiamo iniziando a pensare da squadra, che non si scompone mai.
qualsiasi cosa accada, quindi andare sotto e fare 4 gol, insomma il risultato tra virgolette si commenta da solo, quindi sono felice per lo spirito, la voglia di sacrificio dei ragazzi, di tutti noi, e quindi adesso continuiamo perché non abbiamo fatto assolutamente nulla, c'è una sosta, ci serve per lavorare, ci serve per continuare a costruire un'idea, un principio, però siamo contenti, io ringrazio lo staff, ringrazio tutti perché davvero abbiamo dato tutto oggi. Un'idea che quest'oggi si è comunque vista ancora di più rispetto alle 2 precedenti partite. Sì, è chiaro che potevamo fare ancora meglio, però poi di fronte hai sempre una squadra importante, quindi che non ci lasciava giocare da dietro, però si sono visti alcuni meccanismi, si è vista la profondità, si è vista la voglia di sacrificarsi, di fare la doppia fase, siamo stati compatti e quindi credo che è venuta da lì la vittoria. Mister, espulsione sua, espulsione di Sakayeva, che cosa è successo? Dispiace perché su una palla in profondità su Sakayeva istintivamente non mi sembrava dalla panchina fuori gioco e ho gridato ad alta voce un no, che però evidentemente ha sentito e non me l'ha perdonata. Mi dispiace perché insomma non bisogna mai lasciare la squadra da sola, però oggi la sentivamo tanto, quindi ci sta. Sono stati più bravi, nel senso che noi abbiamo avuto dopo il gol 10-12 minuti nei quali siamo spariti dal campo, abbiamo subito 2 gol e abbiamo rischiato di prendere anche il terzo già nel primo tempo. Poi nel secondo tempo meglio abbiamo spinto perché naturalmente devi sbilanciarti e abbiamo preso questi 2 rigori che hanno chiuso il risultato. Le sconfitte non ci vorrebbero mai, quindi che sia all'inizio che sia alla fine cambia poco e noi siamo contenti di quello che è il girone d'andata. Sicuramente avremmo voluto chiudere in modo diverso, ma va bene così, comunque chiudiamo davanti e prepariamo il girone di ritorno. E sorride anche la Fossaltese, i biancoverdi hanno regolato il team biancorossi aumentando in tal modo il proprio vantaggio sulla zona play-out. Non è stata una prestazione altisonante quella dei ragazzi di mister Thomas Giro, ma contavano innanzitutto i punti. Ci sarà adesso tempo durante la sosta natalizia per colmare quelle lacune intraviste durante il girone d'andata. Anche per il team biancorossi ci sarà molto da lavorare durante questa pausa natalizia. Il club trevigiano naviga nei bassi fondi della classifica e deve assolutamente incominciare il nuovo anno con il piglio giusto per non rischiare di vedersi allontanare inesorabilmente la salvezza. Ma sicuramente i 3 punti erano importantissimi contro una squadra probabilmente anche alla nostra portata. Sicuramente mi aspettavo dalla mia squadra una qualità di gioco migliore, però le partite sono così, a volte per una cosa o un'altra non si riesce magari a interpretare la partita come la volevo fare io. Sicuramente abbiamo fatto un buonissimo primo tempo dove abbiamo creato buone occasioni da gol, però non siamo riusciti a sfruttarle. Quindi abbiamo interpretato anche il primo tempo in modo positivo, come avevamo preparato. Quello che sicuramente è da migliorare è il secondo tempo, dove eravamo in 11 contro 10. Abbiamo sfruttato pochissimo gli spazi che ci hanno concesso, quindi la gestione del pallone è stata non positiva secondo me, quindi dobbiamo lavorare e migliorare assolutamente su questo problema, tra virgolette, insomma, che si è creato oggi. Adesso, ripeto, importantissimi 3 punti, quindi che portiamo a casa e adesso ci rilassiamo qualche giorno, poi ritorniamo a lavorare, insomma. Allora, mister Moro, un buon team biancorossi fino al 30° minuto del primo tempo, più o meno, poi l'espulsione è un po' condizionato. Abbiamo fatto una buona mezz'ora dove abbiamo fatto il solito nostro fraseggio, siamo guadagnati per 4 punizioni al limite, non sfruttate, e abbiamo tenuto noi il pallino del gioco, una volta però andati sotto con calcio rigore che c'era, c'è stato un contatto tra Felletto e l'esterno, non so mi sfugge il nome, e da lì diciamo che abbiamo lasciato un po' dei spazi alla Fossaltese che poteva anche raddoppiare, poi ha condizionato completamente un'espulsione inventata, sicuramente il nostro ragazzo qualche parola gli è anche scivolata, ma c'è stato un episodio di un calcio d'angolo al 45esimo esatto che
che l'arbitro ha detto sì, fallo veloce, e dopo 10 secondi mi ha tirato fuori il rosso, chiaramente perché aveva rischiato alla fine. Questo ha condizionato perché noi in 10 ci siamo innervositi, e nonostante che il secondo tempo abbiamo tenuto anche abbiamo cercato di fare quello che di solito facciamo, diciamo che il Fossata si è difeso bene, anzi ha creato di partenze importanti che potevano anche chiudere la partita. Non è facile per una squadra come la vostra, sempre abituata da diverse stagioni ai primi posti della classifica, trovarsi adesso a lottare per non retrocedere? Ma diciamo che questo è sì, abbiamo fatto 3 anni da questa parte dove noi abbiamo sempre giocato al vertice delle classifiche, e è normale che ci troviamo in un'altra categoria, ci confrontiamo con un'altra realtà. Devo dire che però quando giochiamo una squadra anche oggi, senza togliere niente, sono squadre che ce la giochiamo alla grande. È chiaro che l'episodio fa la differenza, però abbiamo chiuso la data con questi punti, pochi, abbiamo 15 partite davanti dove andremo a lavorare bene e a cercare di recuperare la strada perduta. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Per Capodanno Totaviaggi vi propone Parigi, 4 giorni e 3 notti in hotel 4 stelle da 390 euro. Berlino, con volo diretto da Venezia da 390 euro. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chions in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. L'ultima dell'anno ha visto anche la prima vera fuga al vertice del campionato di prima categoria. Nel girone H, vincendo a Cavallino, il 90 ha allungato a 4 i punti di vantaggio su una milanese capace di travolgere in riva all'Adriatico un Caorle che ha chiuso il girone d'andata in evidente debito d'ossigeno. Qualche infortunio di troppo, ma soprattutto un approccio completamente sbagliato, sono state le cause principali di un sonoro 4-0 che fortunatamente avrà modo di essere metabolizzato durante la sosta. Una prestazione sì, non molto negativa, avevamo anche parecchi infortunati, anche io e altri, e abbiamo fatto una prestazione non di certo all'altezza delle nostre qualità, e 4-0 è un risultato un po' troppo grande, però ci sta, abbiamo perso male, giocando male, senza magari qualche giocatore, ma la partita se la sono portata a casa giustamente loro. Diciamo che era lecito attendersi qualcosa di più, anche se appunto voi eravate in effetti in formazione ampiamente rimaneggiata. Sì, eravamo in formazione rimaneggiata, ma abbiamo lo stesso giocatori di qualità, siamo una rosa abbastanza ampia e completa, tutti buoni giocatori, e è andata così purtroppo. Vi siete dati una spiegazione a questa debacle? Ma una spiegazione durante un campionato, un cammino, ci sta, una partita che va così e
abbiamo presa così, molto leggera, e adesso lavoriamo in queste festività intensamente per poter fare un girone di ritorno alla grande, spero. Ecco, le tante voci di mercato attorno a diversi giocatori insomma, possono aver influito sulla concentrazione del gruppo? Ma non penso proprio, non penso, perché la società ha dato delle chiare direttive, il mercato in uscita e in entrata chiuso, quindi noi eravamo tranquilli, abbiamo lavorato, abbiamo sbagliato per la partita, ma il mercato non ha influito. La Juli invece è andata a vincere sul campo della Zensonese, 3 punti quasi obbligati visto il valore degli avversari che annaspano in penultima posizione. In ogni caso la classifica dei concordiesi adesso è ritornata a rasserenarsi, a 4 punti ci sono i play-off, anche se è ancora troppo presto per capire se i concordiesi, che oltretutto sono rimasti immobili in sede di mercato di riparazione senza nemmeno dare seguito ai propositi di integrare l'organico con una prima punta, potranno coltivare ancora qualche speranza di rientrare nei giochi per la promozione, oppure se dovranno solamente accontentarsi di una tranquilla salvezza. In coda è arrivata finalmente anche la prima vittoria stagionale del Luguniana nello scontro diretto col Città di Venezia. Detto fuori dai denti, forse non servirà a molto visto il divario accumulato dalla zona salvezza, ma almeno costituisce un punto di partenza per provare a disputare una seconda parte di stagione con qualche stimolo in più, a differenza dei lagunari che invece, come traspare dalle dichiarazioni di mister Pasquale Fiore, l'ex secondo portiere del Napoli e dell'Udinese che fu di Zico, sembrano essere già rassegnati alla retrocessione in seconda categoria. Sì, no, chiaro, per noi è una vittoria che aspettavamo da tempo chiaramente e che ha un valore importantissimo, anche perché ho ottenuto contro una squadra che, se possiamo parlare di lotta salvezza, è una delle nostre avversari più dirette, è chiaro, no? Poi logico la partita non si era messa bene, noi sinceramente nel primo tempo non abbiamo fatto una buona gara, e poi loro hanno trovato il gol del vantaggio su un corner dove siamo stati un po' disattenti. Poi dopo il pareggio chiaramente ci sono stati quei 5 minuti in cui per troppa foga siamo andati un attimo allo sbaraglio, abbiamo sbagliato, infatti abbiamo rischiato anche di essere puniti perché loro hanno avuto l'occasione anche per fare il 2-1. Però poi tutto sommato alla fine, con la voglia, con lo spirito, poi alla fine probabilmente l'impressione era che noi avessimo qualcosina in più anche dal punto di vista anche dello spirito della lotta, qualcosina in più proprio negli ultimi 15 minuti, e siamo stati bravi a crederci, perché sicuramente in una partita del genere andare sotto 1-0 e essere sotto 1-0 a un quarto d'ora alla fine e rimetterla in piedi sicuramente non è facile, quindi grande merito va alla mia squadra. Sicuramente abbiamo fatto anche parecchi errori, perché sicuramente dal punto di vista della prestazione ultimamente ne avevamo fatte anche di migliori, però noi ci portiamo a casa questi 3 punti che, ripeto, aspettavamo da tempo e da un certo punto di vista credo anche che meritassimo. Perfetto, i secondi 45 minuti forse hanno mostrato una squadra in salute che può cercare di recuperare posizioni dopo una prima parte di stagione avara di soddisfazioni. Vabbè, assolutamente, l'obiettivo infatti è proprio quello, è appunto a partire da questa partita che alla fine è andata bene, e poi a partire dalle prossime dove affronteremo ancora delle squadre che sono appena sopra di noi. L'obiettivo è quello di rimettersi in gioco, di rimettersi in corsa. È chiaro che, ripeto, dal punto di vista della qualità dobbiamo sicuramente migliorare, però perlomeno a livello di spirito e anche a livello di tenuta alla fine qualcosina avevamo, e quindi è da qua che dobbiamo ripartire. Poi ripeto, se riusciamo anche a migliorare qualcosina anche dal punto di vista tecnico, sicuramente avremo anche qualche speranza in più di fare qualche altra vittoria anche. Siamo arrivati un po' contati come giocatori, abbiamo parecchi giovani juniores che non hanno mai giocato, poi dopo abbiamo avuto il piacere di tranquillizzare, cioè il primo tempo abbastanza tranquillo, il secondo tempo siamo andati in vantaggio, ma non siamo riusciti a contenere. Bravi a loro perché ci hanno creduto fino alla fine. I risultati, insomma, poteva starci un pareggio tranquillamente, però non è così. L'espulsione a discapito del vostro capitano, diciamo, ha forse segnato il match. Sicuramente questo. Un uomo in più, 1-0 per noi. Dopo non so se era un fallo da munizione o però insomma poteva anche sorvolare. Secondo lei questo può essere solo una battuta d'arresto, o comunque la squadra può, visto l'andamento così, magari riscattarsi immediatamente nelle prossime partite? Non lo so, perché noi abbiamo ancora gente squalificata, abbiamo gente infortunata, abbiamo questi giovani, no? L'impresa è un po' ardua, però siamo qua
proviamoci. E nel girone O di seconda categoria il Pramaggiore brinda al titolo di campione d'inverno. I Bleugrana sono a sorpresa in vetta, contravvenendo ad ogni pronostico che avrebbe indicato Bibione, Treporti e Ponte Crepaldo come le vere squadre da battere. L'11 di mister Piesentin ha espugnato di misura anche il campo dello Jesolo, in tal modo conservando sempre 3 punti di vantaggio sul gruppo delle inseguitrici, capeggiato dal Treporti e dove compare anche il Sandonà. Il Bibione invece, dopo la crisetta di inizio dicembre che lo ha visto abdicare al vertice, si è preso un brodino rifilando 8 retti al Cesarolo nel derby. Magra consolazione, considerato il livello dei cugini che farebbero fatica anche in terza categoria, ma è quanto basta per lavorare con maggior serenità durante la pausa. In coda il destino di Cesarolo e Vigore è praticamente già segnato, il che semplifica molto la lotta per la salvezza, limitandola ad un solo play-out per accedere agli spareggi successivi, per evitare il quale si preannuncia una lotta più che mai accesa. E anche il campionato di Serie D femminile ha completato il suo girone d'andata. Le ragazze del Portoguaro girano al 4° posto a 6 punti dalla testa della classifica, occupata dalle triestine della Polisportiva San Marco, potendo recriminare a ragione su qualche punto gettato letteralmente al vento per strada dovuto alla scarsa precisione sotto porta. Domenica le Granate hanno liquidato le trevigiane dell'Union Gaia, offrendo una prestazione convincente che galvanizza l'ambiente in vista degli impegni di Coppa. Atmosfera natalizia qui al campo d'allenamento del Portoguaro Calcio Femminile. Mister Rudy Moro, siamo a commentare la partita di domenica, è arrivato un 4-2 con l'Union Gaia che vi fa fare un Natale decisamente tranquillo. Sì, una buona gara, una vittoria meritata, poteva finire con un punteggio un po' più largo. Ci teniamo buoni i 3 punti, eravamo in piena emergenza, quindi motivo in più per essere felici di questo risultato. Piena emergenza, la sosta servirà anche a recuperare le atlete che adesso vi mancano. Sì, assolutamente sì, adesso facciamo riposare un po' le ragazze per una settimana e così in modo da appunto recuperare chi è un po' fisicamente in deficit e poi riprendiamo gli allenamenti mirando soprattutto al passaggio di Coppa dove abbiamo prima la Polisportiva e poi l'Union Gaia di nuovo. Coppa che è un obiettivo che voi sicuramente annoverate tra quelli primari, visto che lo scorso anno siete usciti proprio in semifinale. Sì, la Coppa è un obiettivo, uno degli obiettivi stagionali, quindi faremo di tutto per poter passare il turno e per giocarci l'accesso alla finale successivamente. Ed eccoci, siamo con Silvia Scodaler, difensore centrale appunto del Portogruaro. Silvia, è il primo anno che giochi con la squadra maggiore? Sì, è il primo anno, però è già 2 anni che gioco col Portoguaro. L'anno scorso giocavo con i giovanissimi, però la squadra la conoscevo già perché gli allenamenti la facevo con la femminile appunto. Una stagione che sta andando nel migliore dei modi per quanto ti riguarda? Sì, la stagione sta andando molto bene. Io, essendo il primo anno che gioco con loro, pensavo di giocare meno e invece sto giocando molte partite e sono contenta. Domenica è arrivata l'ennesima vittoria di questo campionato che diciamo vi lancia per questo girone di ritorno in una posizione di classifica molto buona. Sì, le partite stanno andando molto bene per adesso, avevamo perso qualche posto in classifica ma stiamo recuperando bene e siamo contenti. Roberto Mamerti, delegato per quanto riguarda il Veneto orientale nel Consiglio regionale del FIGC Veneta, rieletto ovviamente da poco. Dunque allora, quali sono le linee programmatiche per quel che riguarda appunto questo nuovo corso del calcio veneto? Sì, intanto buonasera a tutti e colgo l'occasione, se mi permetti, anche e soprattutto di ringraziare tutte quelle società che ci hanno dato di nuovo la fiducia e non sono poche, sono tantissime. Credevamo anche qualcosa di più, evidentemente siamo stati rieletti con un buon margine, ma questo ci fa pensare che questo margine poteva essere anche superiore, quindi dobbiamo assolutamente ragionare e vedere quali sono le cose su cui dobbiamo lavorare meglio. E questo sarà un mandato molto importante per noi, sarà un mandato di continuità e per dare appunto la continuità a quello che è stato l'inizio della nostra programmazione.
abbiamo fatto tantissime cose, ora ci dobbiamo concentrare su quello che manca veramente alle società, che abbiamo capito che la vicinanza c'è e adesso dobbiamo cogliere quegli aspetti fondamentali. E io penso che, tra l'altro, parlo adesso del mio territorio, la vicinanza al Portuguarese, dove siamo questa sera in una serata di calcio femminile, sia una cosa molto importante e su questo vorrei partire e ripartire con le società del Portuguarese per ridare fiducia e voce a loro, che si sentono magari un po' esterni alla logica della FIGC. Approfitto anche del fatto di essere qui stasera in una società, ma soprattutto per portare con questo mezzo gli auguri a tutte le società del Veneto, a tutti quelli che ci hanno eletto, a tutti quelli che non hanno votato per noi, perché secondo noi è importante lavorare anche con queste società. Non faremo discriminazioni di nessuna natura, per cui un grandissimo in bocca al lupo a tutti e un augurio fondamentale di un anno speciale per tutti. Buon Natale a tutti, buon Natale alle società del San Donatese e del Portuguarese, e che sia un Natale all'insegna della felicità e della serenità. Tanti auguri a tutti. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Per Capodanno Totaviaggi vi propone Parigi, 4 giorni e 3 notti in hotel 4 stelle da 390 euro. Berlino, con volo diretto da Venezia da 390 euro. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi, in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del Lavoro a Fossalta di Portogruaro.